Marta, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Buongiorno, molto piacere di fare la tua conoscenza. Chi è Marta Brusamarello? Raccontaci qualcosa di te e delle tue passioni che vediamo qui esposte. Bene, benissimo. Allora, appunto, sono Marta, sono una ragazza di 32 anni, mi piace definirmi ragazza. Certo, assolutamente. Sono anche mamma e compagna. Che bello. E la mia passione da qualche anno a questa parte è appunto il mondo del benessere a 360 gradi, proprio perché ho ricercato per prima questa parola grande, proprio perché era venuto a mancare questo benessere, e grazie a delle discipline olistiche ho ritrovato l'armonia e una sorta di equilibrio, se così vogliamo chiamarlo. Quindi ho cambiato vita circa un paio d'anni fa, che prima mi occupavo di altro insieme all'azienda di famiglia, poi però ho capito che non era il mio mondo, la mia strada, la mia missione, e quindi sono ripartita da zero, investendo su me stessa, in primis, certo, ritornando a studiare, riformandomi. Sono ancora in formazione, però adesso sono anche operatrice olistica, quindi mi occupo di massaggi e trattamenti riequilibranti. Entrando in questo mondo, il mio primo amore sono state appunto le campane tibetane, che me ne è stata regalata una per puro caso, che poi il caso non esiste, e da lì, dalla prima, ho scelto di frequentare un corso che inizialmente appunto mi era servito per gestire la mia ansia e i miei attacchi di panico, perché in quel periodo soffrivo di attacchi di panico, e ho trovato davvero un grandissimo beneficio, e da lì appunto ho scelto di un tassello alla volta evolvere e cambiare, e dalle campane poi sono passata ai massaggi e ai trattamenti riequilibranti. Posso chiederti una certo. cosa? Che differenza c'è tra un massaggio tradizionale e un massaggio olistico? Sì. Io ti do la mia risposta, perché ovviamente ognuno ha la propria e se ne sentono di ogni. Per me un massaggio è sempre un rituale che mette in connessione il corpo, l'anima, lo spirito e anche la mente. Quindi io nei miei massaggi, nei miei trattamenti, cerco di far trovare l'armonia di tutti questi aspetti che ci compongono, perché olismo deriva proprio da quello, olos, tutto, completo. Certo. Quindi quando io vado a trattare, a massaggiare una persona, non intervengo solo a livello fisico, corporeo, ma per forza di cose interagisco anche a livello spirituale, mentale e animico, mi piace dire, nell'anima. Mi piace molto questo termine. Esatto, io Anime studiando, esatto, mi trovo molto più affine a ricercare l'aspetto animico più che altro, ecco. Che è quello che fa star bene anche il corpo. Sono richiami, diciamo, Esatto. sono Esatto. richiami, ecco, energie. Ma in tutto questo il suono della campana tibetana che ruolo svolge? Le campane, io mi sono innamorata delle campane perché appunto il suono, la vibrazione. Noi emettiamo vibrazione, i nostri pensieri, i nostri organi, i nostri visceri, ogni cosa di noi emette una vibrazione, i colori dei vestiti che indossiamo. Le campane, quando vengono suonate, o che vengano sbattute o che vengano suonate, emettono una vibrazione, e quella vibrazione entra in sinergia con le nostre vibrazioni, pertanto si crea davvero un'armonia e si riesce a portare equilibrio, o comunque a dissolvere quelle tensioni che possono essere sia emotivi che fisiche,
e aiutano il benessere, Aiutano il e il benessere. riequilibrio, Quindi, sì. il suono della campana, correggimi se sbaglio, va a interagire con la nostra vibrazione e portarla in assonanza, è così che si può dire? Esatto, no? Iniziano a vibrare nella stessa Nella lunghezza stessa d'onda, lunghezza d'onda. diciamo. E quindi da lì Ecco. si percepisce il benessere E da immediato. lì il benessere e anche altre sensazioni che sono molto individuali, Certo. dipende da persona a persona, Sì, dipende la persona in che periodo di vita si trova. certo. Non c'è una Non c'è una reazione, regola una fissa. regola comune, Certo, insomma, è molto assolutamente. soggettivo ed è questo il bello. Poi alla Della fine di ogni trattamento è come un viaggio che poi la persona ti racconta, Certo. che ci possono essere state visualizzazioni, colori che la persona ha visto, sebbene sia ad occhi chiusi. Sì, sì. Ecco, per me è affascinante, È questo affascinante. mondo è Si affascinante. vede che ti appartiene, Sì. si vede.